4 ronchi. A te la linea, Francesco. Grazie, sveva dalla bellissima voce. Buon sabato a tutti. Come tutti, sto assistendo anch'io da Piazza San Pietro ai funerali del defunto Papa. In questo momento la bara sta scendendo proprio gli scalini, i gradini davanti alla facciata della Basilica di San Pietro. Oggi ovviamente i radioascoltatori, invece che 14, non so, i gatti compresi, saranno rimasti solo i gatti, e giustamente. La morte di un Papa è sempre un fatto epocale che va visto, noi lo vediamo anche nell'ottica di quello che abbiamo cercato di dire a partire da giugno dell'anno scorso, cerchiamo di inquadrarlo sotto questo profilo. Noi abbiamo elaborato concetti, criteri, osservazioni sul Deum Kratos, sul potere del popolo, sulle strutture e le modalità che possono rendere meglio esercitabile, ove riconosciuto, questo potere del popolo, e vediamo Piazza San Pietro ricolma, le vie intorno a Piazza San Pietro, da via della Conciliazione fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore, che è nei pressi della stazione Termini, piene di gente, con una folla immane di persone. Qui ci sono, si parla di 253, ma possono essere anche di più, e visivamente sono di più, 300.000, 400.000 persone, e cifra ben diversa da quelle che vengono taroccate da sindacati e partiti che devono restringere le piazze per far finta che siano piene, e dove per calcolare i presenti devi almeno dividere per 10 per essere ottimisti. Qui no, qui c'è questa spontanea partecipazione di centinaia di migliaia di persone. Eppure, e questa è la prima osservazione, eppure il Papa è un monarca assoluto. Un monarca assoluto che non dipende da nessun democratos. È il Papa, è un monarca assoluto, è il successore di San Pietro e nello stesso tempo monarca dello Stato della Città del Vaticano. Assoluto. Quello che decide si fa. Ora, la prima osservazione è: come mai in un mondo che oppone la democrazia imperfetta, che aspira alla democrazia, quindi a far valere il potere del popolo, il democratos, come mai accorrono ai funerali centinaia di migliaia di persone ai funerali di un monarca assoluto? Papa è un monarca assoluto, ma prima di tutto è il capo del cristianesimo, del cattolicesimo. E una fede nel trascendente non ha democrazia. Ecco dove il democratos mostra i suoi limiti. Non c'è un democratos assoluto, non esiste. Questo potere del popolo non ha nulla a che vedere e si ferma davanti a qualcos'altro. Immaginatevi se nel momento in cui si celebra, come in ogni messa, la Pasqua del Signore, la sua presenza reale dopo la resurrezione fra le persone, immaginatevi se dovesse essere stabilito a maggioranza con criteri democratici, se il rito va bene, non va bene, se è vero o non è vero. No.
o si crede o non si crede, o si crede che Gesù è il figlio di Dio, mandato da Dio per la salvezza dell'umanità, risorto e Dio vivente in mezzo a noi, oppure non lo si crede. Quindi, sotto questo profilo, il potere del popolo, il democratos, non conta niente, non ha neanche senso reclamarlo. Certo, la credenza, il sentire Gesù come presente, vivente, Dio vivente fra di noi, richiede anche un'organizzazione. Ed ecco il Papa Re, il monarca, richiede anche un'organizzazione. E guarda caso, quell'organizzazione è quanto, come struttura, è quanto di più democratico ci sia. Perché se voi osservate, quella della Chiesa Cattolica, la struttura della Chiesa Cattolica, che fa capo al successore di San Pietro, al Papa, ora defunto, ne verrà nominato un altro, è una struttura tipicamente autonoma e federale. È una struttura che ha retto per 2000 anni, ha funzionato, con tutti gli sconvolgimenti che ci sono stati, gli errori che sono stati commessi anche attualmente, le deviazioni, addirittura ci sono stati papi, antipapi, erano in tre che dicevano di essere il Papa legittimo, delle confusioni mostruose, però quella struttura da 2000 anni è lì ed è una struttura autonoma e federale, autonomista e federalista. Infatti, come è organizzata la Chiesa Cattolica? La Chiesa Cattolica è organizzata in modo con tante chiese, forse la gente non è addentro, ma ciascuna diocesi è una chiesa particolare. C'è la Chiesa di Milano, c'è la Chiesa di Padova, c'è la Chiesa di Venezia, c'è la Chiesa di Roma. Il vescovo è anche il capo della Chiesa di Roma, c'è la Chiesa di Rio de Janeiro come di Colonia o di Vienna. Queste chiese sono autonome e sono al loro interno poi sono distribuite in parrocchie, sono differenziate in parrocchie, quindi territorialmente distribuite, dove il parroco è, non dico il papa della parrocchia, però ha una sua autonomia, una sua responsabilità della quale deve rendere conto al vescovo, ma non è un dipendente del vescovo. Non è che il vescovo possa dire al parroco tu fai questo e non fai quell'altro, di fatto poi magari glielo impone, ma in sé il parroco ha la sua autonomia legata al vescovo. Il vescovo a sua volta ha una sua autonomia legata al Papa, direttamente. Quindi una struttura che nell'ambito dell'organizzazione di una credenza, di un credo, funziona da 2000 anni. Funziona da 2000 anni, a 2000 anni regge, da 2000 anni è così efficace da suscitare da parte di chi nella trascendente non crede, da parte di chi ritiene che il Gesù, figlio di Dio, mandato da Dio per la salvezza degli uomini e risuscitato dai morti e Dio vivente, sia una barzelletta, però dall'altra parte, a livello organizzativo, quelle organizzazioni si oppongono a questa organizzazione e la vedono soverchiante di un potere estremo che non è solo quello del fanatismo religioso. Come struttura solida, addirittura fino a poco tempo fa, la stessa diplomazia vaticana, che è espressione di quel sistema autonomista federalista, era considerata, e forse lo è ancora, la prima diplomazia del mondo. Quindi un sistema efficacissimo che ha retto, regge
mentre altri sistemi costruiti scientificamente, fra virgolette, come quello ad esempio dell'Unione Sovietica, è miseramente crollato e è finito nel nulla. Quindi diciamo che i 400, 200.000, 300.000, 400.000 che accorrono sono accorsi nel nome di un credo, nel nome di una fede, non di un'organizzazione, di una fede che supera il potere del popolo, va al di là del potere del popolo. Il potere del popolo si ferma, ha i suoi limiti e vanno riconosciuti. Non c'è un potere del popolo assoluto, quindi non c'è un potere del popolo che in qualche modo possa contraddire le sue stesse regole. Non c'è. Si ferma davanti a questo fatto. Ciò non toglie che l'organizzazione della fede, l'organizzazione dei credenti, guarda caso, assomiglia a quella che noi poveri leghisti, ignoranti, stupidi, totalmente incapaci di comprendere, sosteniamo da 40 anni. E cioè un'organizzazione di tipo autonomo e federale. Perché ciascuno deve essere responsabile di se stesso, i gruppi a cui ciascuno appartiene deve essere responsabile di se stesso, deve fare in autonomia ciò che può fare, deve ricorrere al livello superiore quando quello che vorrebbe fare non può farlo e non può ottenerlo, secondo il principio di sussidiarietà che, guarda caso, è stato esplicitato da quel grande Papa che è stato Pio XI da Desio. Questo per dare la dimensione, la misura. Quindi logicissimo che ci siano 400.000 persone in piazza e lungo il corteo, il tragitto del corteo, per salutare il capo della cattolicità, in quanto capo di una fede, di un credo, e anche monarca assoluto per motivi contingenti, giusto considerare che quell'organizzazione così efficace, così efficiente, che consente al Papa di essere il capo della cattolicità, sia strutturata né più né meno che con un sistema autonomo e federale. È un dato oggettivo. È dato oggettivo che davanti a al cordoglio per la morte del Papa, al cordoglio di tutta questa gente convenuta, allo spontaneo convenire di questa gente e al fatto che si svolga davanti agli occhi, che speriamo che si aprano, dei vari potenti della terra, ci chiediamo per quale motivo una struttura efficace, efficiente, profondamente democratica a questo punto, perché l'organizzazione del popolo come autonomia e federalismo non debbano essere anche la chiave organizzativa sia dello Stato italiano sia dell'Europa. L'Europa oggi non c'è come ente politico, come punto di riferimento del popolo, dei popoli dell'Europa, andrebbe creata forse cercando di assomigliare, di contemperando le esigenze, ma di assomigliare in qualche modo a quella struttura mondiale, perché è mondiale, che è la Chiesa Cattolica. Struttura mondiale che, ripeto, riesce a raccogliere popolazioni completamente diverse. Quelle europee ubbidiscono, fanno riferimento a una cultura che ha una storia, una cultura che sono comuni. La Chiesa Cattolica addirittura
ha a che fare con le popolazioni dell'Africa profonda, del Sud America, dal quale proviene il Papa defunto, della Cina, dell'Asia. Eppure quella struttura tiene insieme, sia pure sotto il profilo organizzativo di una fede, però tiene insieme tutte queste popolazioni. A maggior ragione dovremmo chiederci per quale motivo una struttura di questo tipo quindi non possa tenere insieme un'Europa dei popoli. Per quale motivo i popoli europei, non possano organizzarsi in questo modo. Quindi noi in questo momento stiamo partecipando, stiamo guardando alla televisione, stiamo assistendo ai funerali del Papa in San Pietro, i solenni funerali. Stiamo vedendo questa imponente macchina organizzativa, stiamo assistendo a questa spontanea manifestazione del convenire di folle provenienti da tutto il mondo. E nel piccolo percorso che abbiamo cominciato nel giugno dell'anno scorso, noi ci chiediamo una conferma di quello che abbiamo spiegato, abbiamo cercato di spiegare. Cioè, vediamo l'efficacia anche sul sentimento, sulla partecipazione spontanea della gente all'evento, vediamo anche l'efficacia di quella struttura, di quel metodo che la Chiesa Cattolica attua e applica da 2000 anni e che si capisce mica per quale motivo non possa essere in qualche modo ricopiato anche per i popoli, in particolare per i popoli europei. Perché, ripeto, non è per caso che ho accennato alle centinaia di migliaia di persone, sono partito da quelle, centinaia di migliaia di persone presenti qui in piazza San Pietro, nelle vie adiacenti, lungo le quali si snoderà il corteo funebre, rispetto alle piazze che vengono artatamente ristrette in modo che possano apparire piene anche quando le hanno ridotte della metà. Perché? Perché alle manifestazioni, così come sono oggi, di sindacati, partiti, associazioni varie, la gente partecipa con scarsa spontaneità, non partecipa. Quando vi dicono presenti alcune migliaia di persone, guardate, molto probabilmente potrebbero starci tranquillamente nella sala del ristorante di un grande albergo. Ecco, quello è il parametro che va da prendere. Qui no, qui non c'è bisogno di taroccare niente, c'è una spontanea partecipazione, però è una spontanea partecipazione che ha bisogno anche di una concezione strutturale che la sostenga. Quella concezione strutturale che sostiene questa spontanea partecipazione, centinaia di migliaia di persone venute da tutto il mondo, spendendo soldi, bene, spontaneamente sono lì perché sentono che ha un senso la loro partecipazione lì, in quel posto, non è soltanto per visitare Roma. Ecco, quel tipo di organizzazione non corrisponde all'autonomia, al federalismo, al principio di sussidiarietà, al principio di autodeterminazione dei popoli, che noi abbiamo raccontato umilmente, con poche parole, anche cercando di farci capire, poi magari non ci siamo riusciti, ma in questi mesi. L'obiettivo che noi perseguiamo è che anche per quelli che saranno e che saranno i grandi eventi della nostra Europa, quindi della nostra civiltà europea, per quelli ci sia uno spontaneo concorrere di persone come stiamo vedendo in questo momento. E per facilitare
per agevolare, per rendere possibile un accorrere di questo tipo, serve anche, non è che serve esclusivamente, serve anche una struttura che sia confezionata, che sia creata nel modo con cui l'ha creata in 2000 anni la Chiesa Cattolica. Una struttura autonomista, federalista, basata sul principio di sussidiarietà, nel rispetto del principio di autodeterminazione dei popoli. Se si vuole concorrere, se si chiede la pace, bisogna anche fare in modo che quella pace sia comoda, che sia facile, che sia facilitata. Quando c'è il concorso di gente, come stiamo vedendo in Roma per la morte, per i funerali di un pontefice, quindi con una folla pacifica che conviene pacificamente e spontaneamente, quella è una manifestazione di pace. Non è che ci sia un concetto assoluto di pace, non esiste, perché la pace è pace a seconda delle diverse situazioni, è un risultato la pace, non è un principio, sempre un risultato. Ora, visto che questo si verifica e guarda caso sottostante c'è una struttura di questo tipo, bene, vediamo di andare in quella direzione. È la direzione che da 40 anni stiamo propugnando e che speriamo che anche questa manifestazione faccia comprendere e ci aiuti a capire. Proseguiamo a vedere la celebrazione in televisione, una preghiera per il Santo Padre che è venuto meno, per coloro che restano, un augurio che il prossimo Santo Padre sia una guida altrettanto buona come lo è stata questa, e addirittura migliore. Io vi abbraccio tutti quanti, tanto sarete stati solo i gatti e uno o due, invece dei soliti 14, e vi lascio alle trasmissioni successive, augurandovi comunque buon sabato, buona domenica e a Dio piacendo ci risentiamo sabato prossimo. Avete ascoltato Centro Ronchi,